Da agosto terrorizzavano i loro coetanei di Vittorio Veneto con richieste di denaro, minacce, botte. 3 sedicenni sono stati identificati e denunciati alla procura presso il Tribunale dei minori di Venezia. Gli accertamenti erano scaturiti appunto dalle segnalazioni dei genitori di alcune delle vittime e da lì insomma si è allargato il raggio a più episodi che hanno interessato appunto il centro vittoriese, che hanno diciamo creato un certo allarme sociale, che appunto anche il sindaco esternò in una seduta del Consiglio Comunale di fine agosto. In estate il primo dei 2 casi accertati dai carabinieri, preso di mira un altro minorenne costretto in un episodio a consegnare le monete che aveva in tasca. Le volte successive il ragazzo si era rifiutato di dargli il denaro e per questo era stato picchiato e gli erano stati sottratti gli auricolari restituiti solo a pagamento avvenuto. Del 27 settembre il loro blitz invece tra i ragazzi che in piazza manifestavano contro i cambiamenti climatici, stesse modalità. Si sono coalizzati in questa specie di gang per diciamo, affermare la loro superiorità, ma il materiale che veniva asportato alle vittime era appunto di poco conto, era più un atto simbolico quello di far diciamo, lasciare un segno della loro presenza, del loro tra virgolette potere intimidatorio e quindi diciamo di terrorizzare i loro coetanei. 5 le vittime, ma gli investigatori sospettano possano essercene di più e invitano eventuali altri ragazzi vessati a farsi avanti. Quanto ai denunciati sarà il giudice ora a stabilire la giusta pena. Potrebbero rischiare sicuramente misure alternative alla detenzione o percorsi di prova per la rieducazione e il reinserimento, diciamo.